Ed eccoci qua di nuovo con Michele Fantagol. In realtà è tutto un dritto questo, però siamo in due puntate diverse. Oggi faremo un giochino anche con voi, per cui se volete partecipare anche voi ci sarà un premio agli iscritti che parteciperanno a questo gioco. Vedremo se alla fine riuscirete a battere Michele Fantagol. Oggi faremo un fantacalcio molto particolare, da me chiamato il Fantarotto, e faremo la peggior squadra di fantacalcio possibile. Le regole sono le seguenti. Allora, si farà un modulo, una top 11 con i moduli classici. Potrete scegliere tra 4-3-3, 5-3-2, 3-5-2, il modulo che volete. Avete un punto per ogni gol subito del portiere, un punto per ogni cartellino giallo, 3 punti per ogni cartellino rosso, 3 punti per ogni autogol o gol sbagliato, in senso di rigore sbagliato, più 5 per ogni infortunio diverso, e avete meno 3 se il giocatore segna, meno 1 se fa un assist. È chiaro? Manca qualche regola forse? Oddio, a me sembra abbastanza chiaro. Chiaramente i giocatori devono giocare, perché se no non ti fanno punteggio, e poi verrà calcolato un totale a fine stagione. Quindi se ad esempio io ho un giocatore che si infortuna e non gioca per 10 giornate, io comunque prendo un più 5. Cioè alla fine faremo il calcolo di solo i bonus che faranno i malus, perché sennò diventa troppo complesso. E vai te Michele o vado io con la squadra che ho creato? Allora, io la squadra la creo qui in diretta con te, quindi io pensai potremmo far così. Vogliamo aggiungere una difficoltà tra di noi? Vai. Di non poter prendere gli stessi giocatori. Ok, proviamo. Così, se noi facessimo che io chiamo un portiere, poi ne chiami uno tu. Ok. Ah, ok. Bene, ok. Il primo portiere e tu il portiere, tu dopo chiami il primo difensore e così via. Fare una cosa del genere e componiamo un 3-4-3 classico sempre. Ok, io in realtà nella mia rosa che mi sono scritto un 3-5-2, però se vuoi facciamo un 4-3-3. Dai, va bene, un 4-3-3 va bene. Io andrei col 3-4-3. Perché così hai più attaccanti, okay, più centrocampisti. Tanto non abbiamo modificatore qua. Facciamola più difficile. 3-4. Ok, va bene. Ok. Per chi ha visto questo video qua per la prima volta e non ha visto l'altro, io sono Michele, Fantagol, Fantacalcio. Io sono un content creator sul Fantacalcio e qui sono su Xlab a fare questo giochino e cerchiamo di sfidarci. Dai, vuoi chiamare tu il primo giocatore? Vuoi che chiamo io? Come vuoi? Vai, chiama te il primo portiere. Allora, io direi Montipò. Montipò, secondo me, il Verona ha una difesa che da qui a fine anno sarà la peggiore. Ok, io invece mi sono segnato Falcone del Lecce. Però, cioè, Falcone è un buon portiere, però il Lecce sto anno non so, non lo vedo troppo bene sinceramente. Il Verona bene o male non si sa come, le perde tutte le partite, però si salva sempre. Vero, non ho mai capito come sia possibile. Cioè, è andata così negli ultimi anni, è una squadra che ha sempre rivoluzionato, però quest'anno per me ha rivoluzionato un po' troppo. A sto punto io ci metterei di fianco quasi Caracciolo dal Pisa, pensando che possa prendere qualche cartellino, e insomma in generale è una difesa che da qui a fine stagione potrebbe concedere abbastanza. Ok, io invece ho messo sempre del Lecce Gaspar, che secondo me prenderà parecchi gialli. Ok, allora a sto punto se tu mi prendi Gaspar io ci prendo il suo compagno Thiago Gabriel. Ok. Sì, anche indeciso se mettere lui. Io qua ho scelto una scelta discutibile, che mi dirai che te son pazzo, ho messo Tavares.
Guarda che alla fine non segna, è da un anno che non segna, e comunque non so, tutti che lo sopravvalutano, prende un sacco di gialli, soprattutto si rompe, e anche spesso. Non so come la vedi sta scelta. Se tu mi vai con Tavares, fa vedere un po'. Io quasi quasi ti vado con un altro che non sta neanche andando tanto male, ma ti vado con Muaremovic del Sassuolo. Okay. A sto punto non so se mettere... No, io metto Frese del Verona come terzo. Ero indeciso con Izes del Sassuolo, però non sta facendo malissimo alla fine. C'è sempre un difensore non sta facendo male, quindi dai, metto Frese. Ok, a sto punto magari scegli tu il primo centrocampista, dai, ti lascio. Sì, e io scelgo Rovella della Lazio. Rovella, sì. Effettivamente sta andando a un livello macellaio, diciamo, sta andando Rovella in questo istante. Allora, noi qua invece potremmo prendere quasi quasi, perché questo è troppo, ha fatto anche gol ultimamente. No, dai, andiamo su un qualcosa di un po' più ruvido. Ecco, Ramadani. Ok, l'avevo messo anch'io. Me immagino. Ci vuole qualcuno un po' che picchi. Sono indeciso tra... Metto Elgason. Ok. Allora, fa vedere questo quante ne sta giocando, perché poi non voglio trovarmi col problema. Quasi quasi mi rischio un po', perché non è sempre titolare, ma prende dei bei 5, dei bei gialli. Akpro. Ok, buono. Io qua avrei chiamato Zaniolo, però sta facendo incredibilmente bene sto anno qua. Zaniolo è proprio il classico, o si rompe o si ammonisce o si espelle, quindi no, Zaniolo dai, lo lascio stare sto giro. Esordisco con con un Kopp Miners che parlavamo prima. Secondo me qualche rigore lo sbaglia e lo fa. Io metto Kopp Miners. Allora, io qui ci devo mettere... questo è buono. Voglio mettere il buon... Fa vedere, aspetta. Ultima cosina, no? Sì, dai, vado con lui. Il buon Ebischer. Ah, sì, addirittura? Dici che farà così tanto male? Secondo me alla fine sarà una stagione che chiuderà con una media sul 5-7, così, quindi con qualche cartellino, che ne ha presi pochi per ora. Ok. E io chiudo con Hernani. Ok. E a sto punto... Non è facile farsi centrocampisti capire... No, non è facile, perché tu poi, tra l'altro, i centrocampisti qui o ce li hai da bonus, o se no c'hai quei difensori che però, cioè, giocano a centrocampo ma sono listati difensori. È un po'... Sì, solitamente i difensori prendono più gialli e gli attaccanti sono più errori che fanno più che sbagliare, insomma, più che prendersi gialli. I centrocampisti a metà sono là. Sì, non è così facile. Aspetta, quasi quasi. No, questo c'ha una media alta, che mi ha preso un rosso, però. Sai chi? Prendo Matic del Sassuolo. Ok. E qui ti voglio gli attaccanti. Vai, chiama prima te, ho chiamato i centrocampisti prima. Allora, gli attaccanti dobbiamo prendere qualcuno che sia titolare, che però non segni. Non è facile, perché adesso abbiamo il Genoa che ha cambiato allenatore, quindi non lo sai se qui verrà rilanciato
Dai, però provo lui. Vitigna. Ok. Ma tieni conto che anche se che segni poco, però anche se a sto punto non entra, forse è quasi più facile che non segni, perché comunque non prenderesti punto. Ah, sì, te dici, magari mi parte dalla panca, va a voto, ma non prende Sì. gol, cioè è difficile che segni. Guarda, io per dirti ho messo Dybala, a parte che ha già sbagliato il rigore, ma comunque io spero che 3-4 infortuni diversi durante l'anno ce l'abbia. Allora io ti dico Camarda, che pure lui ha sbagliato il rigore, secondo me ha perso il posto da titolare, se entra gli ultimi 20 minuti a partita farà poco. Sì, sì, sì. Ti metto anche Immobile. Mm. Ero deciso tra Immobile e Zapata, però a sto punto secondo me Immobile riesce a sbagliare qualche rigore in più. Qui adesso sull'ultimo attaccante sono un po' in difetto qua, perché Per quello volevo fare un 3-5-2, un 4-4-2 perché... ma dobbiamo creare il casino. Beh, a sto punto, visto che ogni tanto è partito titolare, ma gli è andato davanti anche Moreo, ti dico Meister. Bello anche questo. È un gran nome, Meister. Sono indeciso tra Bayo e Zapata. Dai, metto Zapata, dai. Non credi Una a bella che infermeria in bomber. attacco. Zapata in che fascia lo mettevi sto anno? Era uno da... boh. Zapata, diciamo che secondo me lo mettevo forse addirittura in terza fascia, dicendo che poteva aspirare ad arrivare a 10 gol. Però Sì. conta tutto quanto giocherà. Cioè, io mi aspettavo sinceramente che passasse le prime 2 o 3 e poi fosse titolare fisso. Non mi aspettavo questo minutaggio, diciamo, da ultimi 5 minuti, tanto per far vedere che c'è, ecco. Poi, Sì. poi Infatti mi vedremo. ricordo il profeta diceva: ho visto Zapata pagato su tante aste meno del 7%, io lo prendo sempre. Faccio non so. Oh, al limite a gennaio lo svincoli. Cioè, se a gennaio vedi che gioca poco, all'asta di riparazione lo dai via. Ma può anche essere che dopo a gennaio stia meglio, che segni, però comunque ha 35 anni mi sembra. 34-35 anni alla fine, boh. Sì, 34 ne ha. Però sì. Anche Scamacca sarebbe stato da mettere, però Scamacca i suoi gol secondo me li fa. Anch'io credo. Però secondo me altri un paio di infortuni durante l'anno ce li avrà. Vabbè, insomma, sembra brutto parlare così, fare le stregonerie. Sì, Però sì. Diciamo che è un fantaguffato questo. Cioè, fantagufo, mettiamola così. Però, sai, parlavo una volta con un mio amico, ma tipo giocatori che hanno infortuni recidivi tipo Dybala, Scamacca. Cioè io, se fossi loro, ogni volta che entro in campo io avrei paura. Cioè, hanno anche coraggio, perché sanno che prima o dopo si fanno male. Secondo te con che coraggio è che entrano in campo? Non so se mi spiego. Diciamo che ci sono dei giocatori in passato che vedevi che in realtà andavano molto meno dopo gli infortuni, ma non perché non ne avessero, ma proprio perché avevano paura di infortunarsi e probabilmente Certo. a quel punto il gioco, il fatto di giocare a calcio passava in secondo piano, secondo me. Loro invece ci provano sempre, perché comunque sia è anche il loro lavoro, oltre alla loro passione. Vedi Sì, Verratti, sì. vedi Zapata, vedi Dybala. Secondo me Però immagina che giocare ad ogni partita avere sotto errore, Madonna, mi fanno fuori il ginocchio, cioè potrei farmi male al ginocchio per mesi, tra l'altro, che stanno fuori, non è che stanno fuori una settimana. o smetti Sì. E non smettono mai invece. Scegli di continuare e vuoi sperare di essere a quei livelli, perché Dybala si infortuna spesso, però Dybala comunque ti gioca in una squadra che quantomeno è da Europa League, comunque da prime 7. Sì, per carità. Certo. Se lui iniziasse a giocare in un altro modo, più lento, più attento, più così, giocherebbe in squadre da metà classifica, quindi è giusto che sia così. Vabbè.
Ragazzi, aspettiamo le vostre squadre nei commenti, vedremo se riusciremo a battere Michele. Ci sarà un grosso premio per il vincitore e noi ci vediamo alla prossima puntata. Iscrivetevi al canale di Fantagol, i migliori pronostici, lì trovate i pronostici, sì, le migliori fasce di giocatori, i migliori consigli li trovate da Michele. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, grazie Michele. Grazie alla a te, prossima. mi raccomando, seguite Xlab. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.